Un giudizio positivo dunque. Direi proprio di sì, ne siamo molto soddisfatti anche perché stiamo affrontando veramente dei tempi nuovi, quella dell'armonizzazione dei bilanci, e quindi siamo chiamati davvero a fare, non soltanto a tenere i conti in ordine, ma anche ad affrontare una sfida nuova. Il procuratore fa un rilievo in particolare su medio credito o sulla valenza strategica per la Regione? Beh, io credo che la valenza strategica si comprenda semplicemente guardando a quello che sta accadendo alle banche venete e a quanto questo incida negativamente sul tessuto del nostro territorio e dell'intero nord-est, direi anche del sistema italiano bancario. Di fronte a Banca Medio Credito siamo di fronte ad un'altra situazione. Intanto abbiamo fatto una cessione dei crediti deteriorati, abbiamo già messo in conto un aumento di capitale decisamente importante, ma che serve a mettere la banca sul mercato e a far sì che la banca non solo si possa salvare, ma continui ad essere quel prezioso asset regionale che è stato per tanto tempo. Per quanto riguarda la sanità, i controlli hanno evidenziato che principi e regole fondamentali dell'armonizzazione si ripercuotono in modo non indifferente sulla qualità dell'azione regionale. Come ho spiegato nel contraddittorio, c'è un problema. Al sistema sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'armonizzazione dei bilanci non si può applicare, non con queste regole, e certamente non lo si può fare neppure volontariamente come abbiamo pur fatto in altri settori in passato. Quindi sarà necessario un intervento dello Stato e sarà necessario anche che nei rapporti Stato-Regione questo venga chiarito. Per il resto la cosa che conta è che anche per quanto riguarda la sanità i conti sono in ordine. Sono risultati anche 20 milioni di spazi finanziari non utilizzati. Beh, la Regione ha ceduto 20 milioni di spazi finanziari agli enti locali e questi spazi non sono stati utilizzati, ma se volete essere più corretti bisogna dire che la cessione è avvenuta proprio per garantire agli enti locali di fare il pareggio di bilancio. Diversamente sarebbero andati incontro a dei problemi proprio sul tema dell'armonizzazione dei bilanci, quindi non è proprio corretto dire che non sono stati spesi, sono serviti per far sì che potessero pareggiare il bilancio. Del resto solo un comune non è riuscito a farlo. Stiamo già lavorando sugli accordi finanziari Stato-Regione, abbiamo già fatto alcuni importanti passi avanti, uno l'ho declinato poc'anzi. L'armonizzazione dei bilanci fa sì che si debba cambiare il cosiddetto tema dei tetti, e cioè non si debba più guardare alle entrate guardando al criterio del riscosso, che è quello attualmente applicato alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma come avviene già da tempo in altre province autonome occorre guardare al criterio del maturato, quindi le nostre entrate varranno in quanto maturate qui e non in quanto riscosse qui. È l'ultima relazione di questa legislatura, vuole tracciare un bilancio di questi 5 anni? Beh, intanto devo ringraziare perché è stato sempre un rapporto proficuo, interessante e utile, come ho descritto nella mia relazione, quello con la Corte dei Conti. Spesso è servito anche al legislatore regionale e all'esecutivo regionale per arrivare a risolvere e sciogliere dei nodi importanti e delle criticità. Ovviamente siamo consapevoli che siamo in una regione che ha i conti in ordine, che ha un avanzo di bilancio tra i più importanti in Italia, che ha un sistema che gestisce autonomamente, penso alla sanità come al sistema degli enti locali, che ha quindi una grande responsabilità, ma che mi verrebbe da dire esercita virtuosamente la propria specialità. La Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, nella sua composizione plenaria, ritenuta l'affidabilità del rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'esercizio finanziario 2016 e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, con le precisazioni che sono state espresse nella relazione allegata alla deliberazione, parifica nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio il rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2016. Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia per la successiva presentazione al Consiglio regionale. Dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Dichiaro chiusa l'udienza e ringrazio tutti.